A tutti buonasera dall'ippodromo Savio di Cesena, convegno di corse di sabato 12 agosto. Prima corsa riservata ai gentleman, 4 anni sui 1660 metri, Dubai Adri, Dollaro, Drac Suba, Davis dei Greppi, Duchessa La Torre Dandolo, Dina Valde, Dauphin Joyeuse, Gilly Pearl, favori in chiusura per Dauphin Joyeuse su Dandolo, molto appoggiato a sua volta. Partenza, l'errore di Dubai Adri, mentre numero 1 Dubai Adri si lancia in avanti Duchessa La Torre, che deve però ancora sopravanzare Drac Suba, che rientra bene all'avversaria e quindi conquista la testa in 200 metri in 15, costringe Duchessa La Torre all'esterno. A largo c'è anche Dandolo. Intanto Dina Vald in scia invece al battistrada. Se ne vanno i primi 400 metri con Drac Suba che guida 31 per il quarto iniziale. In seconda posizione rimane Dollaro, dovrebbe essere. Intanto in terza ruota risale Dandolo che sopravanza Duchessa La Torre dopo i primi 600 in 48. Approfitta del rallentamento e si porta a ridosso di Drac Suba. La sua azione è seguita da Duchessa La Torre e all'esterno in terza ruota da Davis dei Greppi, che è seguito a sua volta da Dauphin Joyeuse. Intanto completamento degli 800 in 1-3 appena abbondante, l'errore di Davis dei Greppi. Numero 4 e così in vantaggio è Drac Suba, attaccato però da Dandolo che insiste all'altezza del chilometro in 1,18,5. Drac Suba prova a replicare ma Dandolo dà un severo attacco a 500 dalla conclusione e si avvantaggia dalle retrovie, cerca di intervenire Dauphin Joyeuse che va su Dandolo, nuovo leader, cede invece Drac Suba, 400 alla conclusione con Dandolo in vantaggio, Dauphin Joyeuse che attacca con decisione, i primi due si distaccano dal resto del gruppo. Dauphin Joyeuse insiste nella sua offensiva, prende un minimo di vantaggio, ingresso in retta d'arrivo con Dandolo che entra per primo, ma Dauphin Joyeuse insiste a centropista, si avvantaggia a 100 dalla conclusione, passa definitivamente e viene a vincere Dauphin Joyeuse nei confronti di Dandolo, mentre per il terzo la lotta vede ancora il numero 2 Dollaro aver ragione di Gilly Pearl che era partita un po' arretrata. 1,16,4 il ragguaglio conclusivo, la vittoria per il favorito Dauphin Joyeuse con Torio Bosia in sediolo, Andrea Guzzinati al training per la scuderia Nuova Mirabello.